Allora, mio padre fin da piccolo ha avuto la passione delle moto, addirittura mio nonno nella stalla di casa aveva creato la sua prima officina dove lui poteva esercitare la sua fantasia in tutto quello che trovava, dai pezzi di aerei caduti, da quello che trovava nei campi, e addirittura da 14 anni ha fatto la sua prima macchinetta a triciclo con cui viaggiava con i suoi amici libero per le strade. Andava a Cividale, andava a Gorizia e hanno veramente passato dei periodi bellissimi perché si divertivano logicamente con poco. Poi naturalmente con le prime gare di moto le vede al Moretti con i soldati inglesi che facevano dirt track, per cui ha il primo contatto con quello che sarà la sua prima passione, il dirt track. Il dirt track è una corsa su pista lunga, sterrata, e lì lui appunto fa le prime gare al Moretti, nella pista dove correvano i cavalli, poi si spostava a Lonigo e partivano da Udine con mezzi addirittura con quello che potevano in pratica. So che sono partiti una volta con la moto messa di traverso su un'altra moto in due di loro e sono andati a correre. Questo era uno dei modi con cui partivano. Poi non so, la 600 negli anni caricata con una moto dentro, una moto sopra, una 600 naturalmente adoperata per lavoro, che poi il sabato e la domenica diventava un trasporto per poter andare a queste gare. Dopodiché mio papà ha fatto il Giro d'Italia negli anni 50. È stato anche sul giornale, quando è arrivato a Udine gli hanno fatto una grande festa perché avere un pilota udinese che è riuscito a fare il Giro d'Italia che veniva fatto su strade sterrate, dove c'era polvere, buche, dove si cambiavano le gomme perché le gomme logicamente si bucavano frequentemente, ed è riuscito a fare tutto quanto il Giro d'Italia perché alla fine è arrivato. Qui poi lui entra in contatto con lo Speedway. Speedway perché? Perché comincia a correre, va in quello che era la Jugoslavia di quella volta e lì entra in contatto con lo Speedway, con le regole dello Speedway, e un po' alla volta le porta in Italia, dove riesce addirittura a fare con la federazione un regolamento delle gare di Speedway. Queste gare di Speedway sono state fatte a Udine, al Moretti. E le prime gare ha corso anche lui, poi è caduto, si è fatto male e ha dovuto fermarsi con lo Speedway perché aveva un'azienda di materiale elettrico sulle spalle e dice: se io mi faccio male cosa succede? Domani non sono in grado di mandarla avanti. Io ero ancora piccola a quel tempo, per cui diciamo che un po' tutti questi impegni l'hanno bloccato nello Speedway e da lì ha cominciato appunto solo a organizzare. Negli anni ha portato addirittura un mondiale, un paio di mondiali a Udine, con un sacco di gente al Moretti. La storia del Moretti poi si chiude quando hanno fatto lo stadio nuovo. Mio papà si è battuto perché al posto della pista di atletica venisse fatta la pista da Speedway, però non ce l'ha fatta, pista di atletica che allo stadio non è mai stata usata. Si è spostato a Terenzano con altre persone e con altri motoclub, no? Per cui sì, lì si chiude la storia del Moretti con mio papà. Poi lui diciamo, ha conosciuto altri rami del motociclismo, per cui dallo Speedway è passato alla regolarità, che quella volta si chiamava così, adesso si chiama enduro, e lì ha corso per tanti anni con tanti tipi di moto, per cui è andato avanti tanti anni come pilota ma anche come organizzatore. Quella volta c'erano tantissime gare, si poteva andare dappertutto, c'erano tantissimi giovani con la passione delle moto. Ma perché? Perché i ragazzi di una volta vivevano in strada, per cui ci si trovava al Cormoro in quegli anni, era un posto dove tutti quelli appassionati si ritrovavano il sabato
e lì si stava tutti insieme, ci si conosceva tutti. In tutte queste sue attività aveva anche creato il motoclub, c'erano tanti motoclub, in quegli anni sono nati tantissimi motoclub che facevano regolarità e che seguivano questi ragazzi, perché di ragazzi che correvano in moto in quegli anni ce n'erano tanti. Poi è diventato anche delegato regionale della federazione, per alcuni anni ha seguito appunto tutto quello che era le gare in Friuli Venezia Giulia. Nel 1969 ha creato il negozio che naturalmente era solo per il fuoristrada, per la regolarità. Lì erano i primi anni in cui cominciavano a farsi avanti qua, a farsi conoscere tutte le varie moto. Da lì sono state KTM, SVM, Beta e via dicendo, e lì era il primo negozio dove i ragazzi potevano trovare i primi stivali, il primo abbigliamento. Naturalmente quando correvano all'inizio, nei primi anni 60, correvano in maglietta, stivali militari, pantaloni militari, addirittura mio papà aveva per correre aveva un completo di soldati tedeschi, per cui il pantalone alla zuava, la giacca di pelle. E questi erano i primi abbigliamenti, erano veramente brutti perché erano tutti neri, le piste erano nere e a me è toccato per qualche volta mettere su durante nel parco chiuso allo Speedway al Moretti le fasce, perché ogni corridore aveva una fascia e veniva cambiata a ogni batteria. E io veramente ero terrorizzata perché erano tutti neri, addirittura i denti neri avevano, e io dovevo infilare queste fasce colorate nei loro bracci e io avevo 12 anni ed ero terrorizzata veramente da questo fatto, erano veramente sporchi. E adesso vedere che corrono con queste tutte colorate, con ogni ben di Dio, veramente dico non è più lo Speedway di una volta.